La prima chiamata questa mattina è stata con Luca Zaia. Mi spiace per i giornalisti che provano a farci litigare. Così il leader della Lega e ministro alle infrastrutture Matteo Salvini alla scuola politica del Carroccio in corso a Roma cerca di spegnere le voci su una presunta distanza sempre più marcata con il governatore del Veneto. Polemiche che lo stesso Zaia ha etichettato come congetture di chi vedrebbe nella bocciatura dell'emendamento sul terzo mandato un tentativo di evitare interferenze nella segreteria del Carroccio. E nonostante alle elezioni regionali in Veneto manchi più di un anno, già si fanno ipotesi sul futuro dell'attuale presidente, che liquida così ogni teoria. E bisogna restare concentrati sul lavoro perché non si possono gettare al vento mesi e mesi ancora di lavoro per parlare di elezioni. Sono concentrato sulla regione come ho sempre fatto. Per gli osservatori politici nel futuro dell'attuale governatore potrebbe esserci una candidatura alle europee, altri puntano ad un ticket Zaia Mario Conte per la corsa a Palazzo Balbi. Nel caso non passi definitivamente il terzo mandato, che lo stesso presidente del Veneto non ritiene una partita già chiusa. Per quanto mi riguarda è presentabile per almeno i prossimi 17 mesi, più o meno. L'Italia vive di questa anomalia, ovvero che non lascia scegliere i cittadini per quanto riguarda sindaci e presidenti di regione, che sono due cariche elettive, le blocca, dicendo, sostenendo da parte di qualcuno che si creano centri di potere. Il che vuol dire che un sindaco di un paese di 6-7 mila abitanti se deve andare dopo 2 mandati, ma se la stessa persona facesse il ministro a vita lo può fare. Ipotesi destinate ad accompagnare la scena politica fino al 2025 e alle quali solo Zaia potrà mettere la parola fine. Vedo che c'è molto interesse su quello che farò in futuro, tanto è vero che per tenere alta, diciamo, l'attenzione faremo in modo che lo dirò proprio all'ultimo istante.